Buongiorno, benvenuti al TG Sicilia, alle principali notizie. Lottano per la vita i due bambini accoltellati dal padre a Cianciana, nell'Agrigentino. La madre, ferita non gravemente, voleva lasciare il marito, che non accettava la fine della loro storia. Dopo Capaci, Giovanni Motisi è l'ultimo latitante dell'ala stragista di Cosa Nostra. Da un mese diramato il nuovo identikit, il procuratore De Lucia. Lo prenderemo. 5.000 posti in meno negli ospedali pubblici in Sicilia. Meno medici, meno infermieri, uguale meno cure. Inchiesta del TG Sicilia. 700 milioni per le ferrovie, altrettanti per strade e autostrade, quasi 5 miliardi complessivamente in arrivo in Sicilia dal programma FSC, Fondo Sviluppo e Coesione. Catania, periferie dimenticate, al Librino, 2000 piante quasi morte per l'assenza di irrigazione. Al villaggio Sant'Agata, già nel degrado, una nuova area attrezzata. A Messina, un nuovo spazio verde dopo l'inaugurazione di Villa Dante, il Parco Aldo Moro, punto turistico per i panorami sullo stretto. Pallanuoto, l'Orizzonte Catania batte Padova e conquista il 24esimo scudetto della sua storia, il trionfo delle atlete allenate da Martina Miceli, festeggiato nella piscina di Inesima. Calcio, Palermo a Venezia per tentare l'impresa, per continuare a sognare la Serie A. Ai rosanero serve una vittoria con almeno 2 gol di scarto. E domani tocca al Catania contro l'Avellino, in palio la semifinale play-off. Bentrovati, rimangono molto gravi le condizioni dei due bambini accoltellati dal padre insieme alla mamma a Cianciana, nell'Agrigentino. Per fortuna la donna non è in pericolo di vita. L'uomo, consegnatosi ai carabinieri, è in carcere a Sciacca. La feroce e sanguinosa aggressione legata al rifiuto della separazione dalla moglie. Davide Sardo. Non accettava la fine della loro storia. A scatenare la furia di Daniele Alba è stata l'ennesima lite con la moglie che lo voleva lasciare. Parte da qui la tragedia familiare di Cianciana nell'Agrigentino, culminata nell'accoltellamento della compagna e dei 2 figli di 7 e 3 anni, che adesso lottano per la vita dopo gli interventi chirurgici all'ospedale dei bambini a Palermo. La moglie, ricoverata e operata a Ribera, secondo i medici non è in pericolo di vita. Terribili momenti vissuti nel piccolo centro dell'Agrigentino. L'uomo, che dopo aver ferito a coltellate l'intera famiglia, si è barricato in casa e solo dopo 6 ore di trattative e mediazione con un carabiniere si è arreso e consegnato. Daniele Alba viene descritto in paese come una persona violenta ed eccentrica, già segnalato in passato per maltrattamenti in famiglia. Secondo alcuni vicini di casa era riuscito a costruirsi da solo anche un fucile artigianale e di recente avrebbe dato fuoco, apparentemente senza motivo, ad alcuni mezzi agricoli di sua proprietà. Tanti hanno tentato di linciare l'uomo quando è uscito dall'abitazione accompagnato dai carabinieri. Daniele l'ho sempre conosciuto perché quando eravamo piccoli giocavamo insieme. Anita la conosco un po' meno perché è arrivata in Sicilia da poco e non stava qui da tantissimo. Io poi vivevo fuori, quindi non avevo molti contatti, ma lei è una ragazza meravigliosa, stupenda, una brava persona. Io le conoscevo i bambini, però non posso dire che non c'era avvicinamento, però anche lei era una brava persona. Daniele Alba, rinchiuso nel carcere di Sciacca, è rimasto in silenzio. È accusato di tentato omicidio plurimo e lesioni gravissime. Una storia simile a Catania. La moglie l'aveva lasciato per le continue aggressioni, ma lui continuava a vessarla, arrivando pure a minacciarla letteralmente di farla a pezzi, dicendole: se non sei mia, non sarai di nessun altro. La polizia ha arrestato l'uomo per maltrattamenti in famiglia e atti persecutori. Giovanni Motisi è l'ultimo latitante dell'ala stragista di Cosa Nostra. Il pericoloso e spietato killer di Totò Riina, ex capo mandamento di Pagliarelli, deve scontare 2 ergastoli ed è sparito nel nulla da 25 anni. Da un mese diramato il nuovo identikit, il procuratore De Lucia. Lo prenderemo. Roberta Lunghi.
Un fantasma che aleggia su Palermo e che agita i sonni dell'antimafia, ma lo prenderemo, parola del procuratore di Palermo Maurizio De Lucia. Giovanni Motisi, detto Upacchiuni, il grasso e l'ultimo latitante protagonista della fase stragista di Cosa Nostra, considerato il killer di fiducia di Totò Riina per il suo essere pericoloso e spietato. Palermitano, classe 59, latitante dal 1998 e dopo l'arresto di Matteo Messina Denaro è diventato il ricercato numero 1 delle forze dell'ordine. Di professione pasticcere, deve scontare 2 ergastoli per diversi omicidi, tra cui quelli a Palermo il 6 agosto dell'85 del vicequestore aggiunto Ninni Cassarà e dell'agente di scorta Roberto Antiochia, e poi per l'omicidio di Antonino Puccio nel 1989, uno dei protagonisti del complotto contro Totò Riina. Motisi, il cui identikit è stato recentemente ricostruito e diffuso dalla polizia, era fedele ai corleonesi ma con carattere e agire non gradito, al punto da essere destituito da capo mandamento di Pagliarelli nel 2002. Le ultime indagini hanno smentito che sia morto, ma dove si trova allora? È all'estero oppure nella sua Palermo, secondo la regola che un latitante non si allontana mai dal suo territorio, come ha insegnato la vita di Matteo Messina Denaro. La riprova nel 1999, quando durante una perquisizione nella casa familiare erano saltati fuori dei pizzini fra il latitante e la moglie Caterina Pecora. I due continuavano a fare una vita normale, parlavano del falegname che doveva venire a casa e del fioraio. Dunque, più che mai, le nuove immagini di Motisi diffuse serviranno alle ricerche, perché finalmente almeno un cerchio si chiuda definitivamente. Inchiesta del TG Sicilia sulla sanità in Sicilia, 5.000 posti in meno negli ospedali pubblici della nostra regione, meno medici, meno infermieri, uguale meno cure. Difficile recuperare i tagli per 35 miliardi che in 20 anni hanno indebolito la sanità italiana. Lorena Dolci. La sanità pubblica è malata. 50.000 posti letto persi in 20 anni negli ospedali. Un'emorragia inarrestabile, mentre il privato avanza. La Sicilia riflette i dati nazionali. Si sono persi oltre 5.000 letti pubblici. La Sicilia ha dovuto rinunciare a centinaia, migliaia di posti letto perché le politiche dissennate dalla spending review, che sono partite nel 2010 circa, per concretizzarsi nel 2015 col famoso decreto ministeriale 70, doveva portare un riordino della spesa sanitaria, in realtà non ha portato altro che chiusura di ospedale e diminuzione di posti letto. Gli ospedali pubblici in Sicilia oggi sono 67 e 58 è pronto soccorso, divenuti l'unico portale di accesso alla sanità, un imbuto ingestibile, teatro di insofferenze e aggressioni, luoghi infernali da cui sempre più medici cercano di fuggire. E non è solo colpa dei codici verdi e bianchi che affollano le sale d'attesa. Se sono impropri per il pronto soccorso, gli devono dare la possibilità di capire qual è il luogo dove questo accesso è proprio. E la guardia medica non esiste H24. Il territorio? Beh, il territorio lì il PNRR sta sfornando un sacco di strutture che dovrebbero essere riempite di sostanza, ma anche lì ancora oggi io personalmente non vedo la sostanza quale sarà. Per chi è in prima fila nell'emergenza, il vero problema non è entrare, ma lasciare il pronto soccorso. Sono pazienti che hanno scritto qua devo essere ricoverato, individuo pure la sua diagnosi, non trovo posto e rimane da me dove fa terapia, fa assistenza, tutto a carico del personale di pronto soccorso che viene dislocato dalla sua attività principale. Pronto soccorso. È vero che dagli ultimi 2 anni dopo il Covid lo Stato ha ricominciato a finanziare, qualche piccolo segnale c'è stato di finanziamento, ma ovviamente siamo ben distanti dal colmare dei 35 miliardi che sono stati tolti alla sanità. Nell'ultimo anno sono 800.000 i siciliani che hanno rinunciato alle cure. Intanto è prevista pioggia di soldi sulla Sicilia, sono quasi 5 miliardi i fondi che arriveranno dal programma FSC, Fondo Sviluppo e Coesione. Lunedì la firma dell'accordo fra Schifani e la Premier Meloni che arriverà appositamente nella nostra isola. Ma sulla scelta dei tempi è polemica con le opposizioni che parlano di spot elettorale. Ecco come saranno utilizzati questi soldi secondo quel che finora è noto. Maglio Viola.
Arriva in Sicilia lunedì la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni e lo fa per firmare ufficialmente l'accordo sull'uso dei soldi FSC, ovvero il Fondo di Sviluppo e Coesione destinato all'isola. Una pioggia di quasi 5 miliardi di euro sulla quale è stato trovato un accordo fra Palermo e Roma. Accordo già annunciato nelle scorse settimane dalla stessa Meloni a Catania e confermato dal governatore Renato Schifani. Come saranno usati questi soldi lo dicono le bozze di delibera e i piani di intervento caricati sull'apposita piattaforma dei dipartimenti regionali. In generale niente soldi per ricerca, innovazione e digitalizzazione, una scelta destinata a causare polemiche. 300 milioni poi per le imprese, 150 per il turismo, 70 per il settore dell'energia per realizzare 45 impianti. Gli interventi riguarderanno poi cultura e sport per 290 milioni, salute e sanità e interventi sociali per altri 250, oltre a 34 milioni destinati a istruzione e formazione. Ma la parte del leone la fanno due settori: ambiente e clima da una parte, infrastrutture dall'altra. 2 miliardi e mezzo andranno a 241 interventi ambientali, 237 milioni invece a 139 interventi contro i cambiamenti climatici. Per le infrastrutture 1 miliardo e 300 milioni sono quelli destinati al ponte sullo stretto, polemiche annesse, 729 milioni invece per le ferrovie. 95 milioni andranno al trasporto marittimo, 690 per strade e autostrade, divisi in 150 interventi. Lunedì la firma dunque e forse anche qualche ritocco da qui ad allora, ma intanto è polemica non solo sull'uso delle risorse, ma anche sulla scelta di firmare questo documento proprio adesso, un piano che è pronto dal 10 di maggio, con le opposizioni che adesso parlano di spot elettorale ben pensato. Una truffa milionaria all'Unione Europea è stata scoperta dai finanzieri di Palermo che hanno eseguito 7 misure interdittive e il sequestro di 5 complessi aziendali, denaro, beni e quote societarie per 15 milioni di euro. Gli indagati avevano richiesto e ottenuto contributi pubblici previsti da bandi e programmi europei. Inoltre, secondo le indagini, gli imprenditori avrebbero presentato alla Regione siciliana fatture per operazioni inesistenti per circa 10 milioni di euro. Gli indagati sono tutti amministratori e legali di rappresentanti di società del palermitano. Catania e le periferie dimenticate. Oggi 2 esempi dove i progetti di rilancio valgono pochi mesi e poi cadono nel dimenticatoio, al Librino e al villaggio Sant'Agata. Tonino De Mana. C'è il riscatto della periferia catanese, ma dopo aver intercettato fondi europei per realizzare parchi e zone a verde, tutto o quasi viene dimenticato e poco importa se si tratta di soldi pubblici. Quella che vi mostriamo non è un'area desertica, ma una distesa di piante, oltre 2000 e di varie specie messe a dimora e lasciate al loro destino. Mandorlo tuono, resiste solo quest'alberello, tra l'altro in difficoltà perché la terra alla base è arida, a fronte di migliaia di piante morte o quasi morte. Ci troviamo al Librino, in prossimità del Viale Nitta, ma tutto sembra tranne un'area destinata al verde. Il terreno arido non lascia sperare nulla di buono, la mancanza di precipitazioni, le estate torride alle porte, l'impianto di irrigazione non funzionante fanno il resto, azzerando ogni progetto di rilancio. Vicino alla spina verde di Viale Nitta numero 12 sono stati piantumati oltre 2000 alberelli, lasciati lì a morire purtroppo perché non irrigati, creando un vero e proprio cimitero delle piante. Tengo a precisare che l'atto di indirizzo politico non è partito dal sesto municipio e pertanto chiediamo alle direzioni che ancora ad oggi non si interfacciano con il consiglio del sesto municipio di farlo. Da Librino a Villaggio Sant'Agata, anche qui, soldi europei per consegnare ai cittadini un'area attrezzata. A distanza di pochi mesi dall'inaugurazione balzano agli occhi le condizioni di questa panchina smart, ormai inutilizzabile, i giochi già fuori uso e la presenza nelle vicinanze del campo di calcetto di una nutrita colonia di topi. Il video che vi proponiamo è di un telespettatore, questo signore, che ci segnala alcune stranezze. Ci sono più topi che bambini qua e non è giusto mettere i bambini escrementi che ci sono in giro. Anche la luce sono ornamentali, ma non accendono. Perché non accendono? E poi rincara la dose. Ho visto che mancava questo bullone e tra topi, tra queste qua, io non la porto più. All'esterno, questa sì, colpa esclusiva degli incivili, l'immancabile discarica a cielo aperto.
Dopo il TG alle 14.30 su Telecolor torna il nostro ospite, il sindaco di Catania Trantino. Per le vostre domande scrivete al numero WhatsApp 342 74 55 005 oppure inviate una mail a Sicilia24Focus, tutto attaccato, @telecolor.it. Vi aspettiamo con l'appuntamento con il sindaco oggi su Telecolor alle 14.30. A Messina, nuovo spazio verde dopo l'inaugurazione di Villa Dante. È il Parco Aldo Moro, un'area della quale molti non conoscevano nemmeno l'esistenza. Sarà un punto turistico per i panorami sullo stretto. Francesco Triolo. Una terrazza sullo stretto, uno spazio che in pochissimi conoscevano sino ad un anno fa. Messina conquista un nuovo spazio verde, un'area per bambini, famiglie, turisti e il Parco Aldo Moro nella zona nord della città, inaugurato dopo 2 anni di lavori ed un progetto da 2 milioni di euro che ha portato alla riqualificazione un'area di 14.000 metri quadri. Il nuovo Parco Aldo Moro si presenta con prati all'inglese, squarci panoramici con vista sullo stretto. Il verde è parte integrante del progetto, un parco per famiglie e bambini, ma anche per amanti dello sport. Polmone verde in centro città, un piccolo gioiellino che dobbiamo trattare, mi auguro, per bene come sappiamo fare noi. Non solo riapriamo un polmone verde per la città, ma riattiviamo una porzione di città che era un po' spenta. Appena sono entrata, bellissimo, ci voleva proprio questo polmone verde in città. La conosceva quest'area? Io abito qua a 100 metri, perciò la conoscevo già, diciamo, che era abbandonata, adesso finalmente è fruibile per tutti. Molto bello, io neanche lo conoscevo questo posto e siccome mi trovavo nei dintorni ho preferito venire per vedere il posto ed è incantevole. Per valorizzare non solo il Parco Aldo Moro ma tutti i parchi, i comuni ATM hanno lanciato la nuova linea bus Green Line che collegherà i polmoni verdi e le aree di interesse paesaggistico e culturale della città, un servizio per cittadini e turisti. Bellissimo, Parco Aldo Moro a Messina. Il cielo di San Vito Lo Capo si colora di aquiloni per il 14° appuntamento con il Festival Internazionale degli Aquiloni che durerà 5 giorni. Turisti, famiglie, bambini, occhi in alto per le evoluzioni di questi oggetti volanti. Eva Spampinato. Tra le nuvole e il cielo azzurro di San Vito Lo Capo e promettono divertimento e meraviglia. Sono gli aquiloni del 14° Festival Internazionale che per 5 giorni animerà il litorale della città trapanese. L'apertura del festival è stata una grande festa per tutto il paese, con la parata della banda e una sfilata istituzionale che ha attraversato le strade di San Vito Lo Capo, sino ad arrivare in spiaggia. Cittadini, famiglie, bambini e tanti turisti, tutti col naso all'insù per vedere le acrobazie aeree di questi oggetti volanti che riportano tutti ad osservare il cielo con gli occhi pieni di gioia. Il Festival Internazionale degli Aquiloni continua a San Vito Lo Capo fino al 26 maggio, promettendo altri giorni di meraviglie e divertimento per grandi e piccini. Ed è il momento della nostra pausa, tra poco la festa tricolore dell'Orizzonte e per il calcio le ultime sugli spareggi promozione di Palermo e Catania. State con noi. Eccoci di nuovo insieme, siamo alla pallanuoto con il trionfo dell'Orizzonte Catania. Le atlete allenate da Martina Miceli battono Padova e conquistano il 24° scudetto. Festa grande a Nesima, Torino De Mana. Finisce come sempre, con le lacrime di gioia che si confondono con l'acqua. Da quell'acqua emerge ancora una volta vincitrice, l'Orizzonte Catania. Il 14-12 maturato nella bolgia della piscina di Nesima vale il 24° scudetto per una società che non smette di stupire e soprattutto di vincere. Cori, tamburi, trombette e tanta felicità. Più che Catania, sembrava il Carnevale di Rio. Non stanno nella pelle i protagonisti dell'ennesima cavalcata vincente. Fondamentalmente l'avversario più difficile contro cui abbiamo giocato è sempre stato solo noi stessi. Per cui è stato un avversario molto più difficile da sconfiggere, però siamo stati bravi,
sicuramente dedichiamo questa vittoria a Giuseppe. Questo scudetto è dedicato interamente a Giuseppe? Lo volevamo tutto e non l'abbiamo detto fino adesso perché lui si meritava una cosa importante e noi siamo riusciti a portargli una cosa importante. Siamo noi! Siamo noi! I campioni dell'Italia siamo noi! Complimentissimi, adesso calcio, Palermo in campo questa sera per provare la grande impresa. Rosanero impegnati a Venezia nel match di ritorno della semifinale playoff. Al Palermo occorre una vittoria con 2 gol di scarto. Marco Gullà. È il giorno della verità. Il Palermo si gioca tutto in 90 minuti. I rosanero vanno a caccia dell'impresa sul campo del Venezia dopo la sconfitta nella gara d'andata della semifinale playoff. Alla squadra di Mignani serve una vittoria con almeno 2 gol di scarto per raggiungere la finale. I favori del pronostico sono chiaramente tutti per gli uomini di Vanoli, ma l'ultimo precedente al Penso può far ben sperare. Il Palermo vinse 3-1 con tripletta di Brunori. Insomma, si può fare, anche se ovviamente la formazione rosanero dovrà cambiare abito rispetto a quello indossato all'andata al Barbera. Comunque una squadra ha bisogno di equilibrio, perché poi è vero che noi dobbiamo fare 2 gol, ma se 2 gol si possono fare anche dal 70° al 90°, non è detto che si debbano fare i primi minuti di gioco, anzi più vicini li fai, cioè prima li fai, se dovessi riuscire a farli, e più tempo dà all'avversario per andarti a recuperare. Quindi non è questo il pensiero è di proporre una squadra che abbia equilibrio, che abbia la forza comunque di provare ad andare a far gol all'avversario, ma con lucidità e con coscienza. Lucidità, coscienza e equilibrio. Il Palermo se la giocherà con Brunori e probabilmente ancora Soleri in avanti, trequartista uno tra Insigne, Di Francesco o Di Mariano. In porta torna Piacelli, Desplanche è out per infortunio, così come Ceccaroni. Lund c'è, è convocato. Marconi confermato in difesa. Al Penso circa 300 tifosi rosanero, numero ridotto per via delle limitazioni alla vendita. Lo start alle 20:30. La vivace e numerosa partecipazione di giovani e giovanissimi in ricordo di Capaci ieri a Palermo, ma anche a Catania, Agrigento, Messina, è un segnale importantissimo. Dicevamo, la partecipazione numerosa di giovani a Capaci, a Palermo, a Catania, a Agrigento e Messina è un segnale importantissimo. La nuova generazione è informata, anche se non c'era ancora, partecipa e, come ha detto Mattarella, riecheggiando Falcone, è convinta che la mafia, pur sempre in agguato, può e deve essere sconfitta, perché questo è ormai il tema all'ordine del giorno. Smentire chi crede che la criminalità organizzata sia imbattibile, un cancro che ci dobbiamo portare appresso vita natural durante. E questa è purtroppo la convinzione di metà dei giovani di tutta Italia, recentemente intervistati dal Centro Pio La Torre. E invece no. I ragazzi siciliani in piazza ieri, con le loro facce pulite, gli slogan a squarciagola, gli striscioni, i disegni colorati esposti con gioia, dimostrano che 32 anni dopo Capaci i semi hanno dato frutto, malgrado la giovane età dei protagonisti. Basta mafia. Semplice, chiaro. Loro si comporteranno di conseguenza da adulti quando saranno al lavoro, nel commercio, nelle professioni, nelle imprese. È il ricambio generazionale che aspettavamo. Prenderanno il posto di chi non smette di considerare il pizzo una tassa come un'altra, necessaria per mettersi a posto, e di chi pensa che alla fine il voto di scambio politico-mafioso è una delle tante forme legittime di campagna elettorale. I ragazzi in piazza ieri, c'è da scommettere, faranno scelte opposte, denunceranno, avranno coraggio, daranno esempio. Non vorremmo sbagliarci, ma una nuova primavera sta sbocciando in Sicilia. Ci fermiamo qui, il nostro telegiornale torna alle 20, grazie e buon pomeriggio.